Buona giornata, bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport. È lunedì, dopo un ricco weekend vi racconteremo e ci racconteremo le principali notizie delle due giornate che abbiamo trascorso per voi sui campi da gioco e naturalmente seguendo gli avvenimenti più importanti. www.venetoglobe.com, trovate tutto quanto in modalità on demand, mentre per quanto concerne il digitale terrestre, canale 95 corrispondente per Veneto e Friuli Venezia Giulia all'emittente del Nord Italia, ovvero Caffè TV 24. Ogni sera intorno alle 19:40-19:45 circa, nella seconda serata e poi nella primissima parte della mattinata il giorno dopo, ogni giorno su Caffè TV 24. Edizione 2019 delle ATP Finals presso la 02 Arena di Londra. Parliamo di tennis perché chi trionferà da imbattuto insomma vincerà 2,5 milioni di euro e non è male. Berrettini ha trovato sulla sua strada un grande Nole Djokovic e non è riuscito nella grande impresa di continuare il cammino in queste ATP. Per il tennis invece un altro italiano è andato a prendersi la sua grande impresa. Tra i migliori under 21 del mondo è stato Sinner, l'italiano Yannick Sinner, altoatesino, a salire sul tetto del mondo battendo tutti i suoi avversari e ponendosi inevitabilmente al centro delle attenzioni del tennis mondiale. Andiamo a parlare di rugby perché i Leoni Aleanali contro gli Scarlets hanno perduto nel finale di gara purtroppo dopo aver dominato nel primo tempo. Una prestazione, dice la stampa, a due facce con un errore fatale a tempo scaduto e dopo aver raggiunto anche faticosamente il pareggio. Il basket di A1 con la TVB De Longhi Treviso che ha giocato contro la Virtus Bologna ha perso a Bologna per 84-79, una bella gara tra l'altro nel nuovo palazzetto dello sport con 7.000 paganti e per la Virtus è arrivata l'8ª vittoria. Sentiamo coach Max Menetti della TVB. Che dire, innanzitutto complimenti alla Virtus, purtroppo commentiamo una sconfitta, quindi nel basket non ci sono risultati intermedi che probabilmente sarebbe quello più giusto di una partita giocata dai miei molto bene, però per quanto riguarda noi credo che dobbiamo avere la forza e anche un po' per quello che stiamo facendo di capire che ci sono sconfitte e sconfitte. Noi, se questa è un'altra sconfitta che ci fa crescere, sarà una sconfitta che prima o poi ci porterà a raccogliere quello che avevamo seminato, perché facciamo tante cose molto belle, poi purtroppo ci manca proprio l'ultimo passo per portare a casa i 2 punti che stasera credo sarebbero stati assolutamente meritati. Quindi ho detto, deve essere un'altra volta ancora avere la voglia di continuare ad andare avanti, di continuare a lottare, di continuare a sistemare tante belle cose che abbiamo fatto, togliere qualche errore, però avere anche la positività e anche così la voglia di pensare che questa sia stata una sconfitta che ci deve assolutamente far crescere. Quindi sono assolutamente ottimista, soprattutto dà anche una cifra di quello che stiamo provando a fare e che dovremo fare anche per il proseguo del nostro campionato, della nostra stagione già dall'anno prossimo. Le immagini sono state fornite dalla società, ci scusiamo se non erano limpide al punto giusto, comunque abbiamo potuto sentire e apprezzare l'obiettività sempre di Max Menetti. Stasera nello stesso campionato Serie A1 maschile tocca a Milano affrontare Pistoia. Parliamo di pallavolo maschile nella Superlega di pallavolo, resta in testa sempre Civitanova che ha 3 lunghezze di vantaggio su Modena. Dalla pallavolo maschile a quella femminile con l'Imoco Volley Conegliano che ha vinto a Novara per 3-1, ancora una volta contro Novara, poi ci si dovrà scontrare, ma di questo parliamo dopo. E allora andiamo a sentire Daniele Santarelli. Non era facile venire qui e giocare una partita intensa dall'inizio alla fine, ci abbiamo provato, abbiamo fatto degli alti e bassi non sempre con una qualità alta, siamo stati un po' troppo fallosi, di positivo c'è il risultato da 3 punti, abbiamo comunque portato a casa una vittoria, non è facile per nessuno venire qua e vincere da 3 punti, quindi adesso avremo da studiare, da guardare tutto quello che abbiamo sbagliato, fatto bene e fatto male, però prima c'è da pensare a Cuneo e poi penseremo alla Supercoppa.
E ne approfittiamo per fare gli auguri di pronta guarigione naturalmente al tecnico dell'Igor Gorgonzola Novara Barbolini, che è stato operato al cuore nei giorni scorsi e quindi sostituito dai suoi secondi appunto in panchina. In bocca al lupo e per un prontissimo rientro. Per quanto riguarda sempre Limoco, domani Limoco è rimasta fuori casa, diciamo così tra virgolette, una decina di giorni da passare lontano dalla Marca trevigiana. Oggi pomeriggio allenamento in quel di Novara e poi trasferimento a Cuneo, dove domani affronterà appunto Cuneo, e poi ci sarà lo scontro a Milano il 16 per la Supercoppa contro nuovamente Novara, quindi ancora una sfida tra queste due formazioni. Nella A3 di pallavolo maschile per Motta di Livenza arriva la prima sconfitta, però insomma dopo 23 risultati positivi, compresi questi di quest'anno e quelli dello scorso anno, insomma ci può anche stare. La sconfitta è arrivata sul campo di Cisano a Bergamo, cede e alza bandiera bianca, naturalmente vorrà riprendersi al più presto a cominciare dalla prossima gara in casa. Adesso il calcio con l'Under 17 di Nicolato che è ai quarti di finale del mondiale di categoria. La vittoria sull'Ecuador per 1-0 dell'altro giorno permette di affrontare questa notte, nella notte tra lunedì e martedì, il Brasile. L'Italia, pensate, non approdava ai quarti di finale dal 2009 in questa categoria. La Serie A, dopo la 12ª giornata, Juventus al comando con 32 punti, ieri sera vittoria su di un buon Milan comunque, perché si vedono naturalmente i primi frutti del lavoro di Pioli, che ha fatto giocare il Milan veramente in maniera buona ieri sera, creando notevoli problemi. Soltanto Dybala, che ha sostituito CR7, ha dato il là e ha dato la sveglia alla Juventus con il gol che appunto ha decretato la vittoria della Juve sul Milan, un CR7 che è uscito dal campo piuttosto innervosito. La Fiorentina di questo signore è stata umiliata, perché diciamo proprio di sì, è stata umiliata per 5-2 dal Cagliari, che sale al terzo posto in classifica in un momento spettacolare per la formazione della Sardegna. Un'altra formazione che sta andando bene e che sta facendo contento il tecnico D'Aversa è il Parma, che vola e piega la Roma, e anche questa è stata veramente la sorpresa di giornata. Andiamo alla Serie B, dove le venete e le friulane hanno fatto registrare questi risultati. Il pareggio a Chiavari del Pordenone di Tesser con Lentella per 1-1. Il Cittadella che espugna il campo di Perugia per 2-0. Il Venezia che vince in casa al Penzo per 1-0 contro il Livorno, e poi il Frosinone che rimane lì in vetta battendo il Chievo. Scusatemi, il Frosinone non è in vetta, il Frosinone batte il Chievo per 2-0. Venerdì si ricomincia con Pescara Cremonese. Nella Serie B femminile la Permac Vittorio Veneto era impegnata invece in Coppa contro le Lady Granata. C'è stato il risultato positivo di 2-0, risultato finale, quindi esordio vincente in Coppa Italia. Passiamo alla Serie C, dove nel girone B, per quanto riguarda il maschile, abbiamo questi risultati. Sono stati risultati che hanno visto tutte vittorie in trasferta e purtroppo riguardano le venete. Ad Arzignano passa il Carpi per 1-0, a Fermo invece in questo caso passa il Virtus Verona per 2-0, il Padova invece perde sul proprio campo dal Sud Tirol per 1-0, la Triestina cede all'Anerossi Vicenza per 3-0, mentre sabato si ricomincia nuova giornata con Feralpi Salò Padova, che si giocherà alle 20:45. La Serie D con una classifica che vede Campodarsego a 28 punti, inseguono Adriese e Cartigliano a 25. Il Montebelluna sale a quota 14. Le altre interessanti risultati per quanto riguarda le venete e le friulane: Mestre Ciarlins Muzzane 3-1, Legnago batte Belluno 3-0 e Union Feltre Tamai 1-0 per il Tamai in campo esterno.
Andiamo in eccellenza, dove nel girone A il Giorgione pareggia contro il Golosine Santa Lucia per 2-2 e in virtù di questo risultato si fa raggiungere in testa dal Sona a 25 punti, mentre nel girone B c'è in testa il Porto Mansuè con il San Giorgio Sedico, rimane in ultima posizione ancora l'Eclisse dopo il pareggio con la Robeganese di ieri, terzultimo il Lia Piave di Tossani che invece ha fatto la partita più bella, nonostante la posizione di classifica non sia delle migliori, ha fatto la partita più bella dell'anno vincendo 2-0 contro il quotatissimo Sandonà. Portogruaro Liventina 2-2, Union QDP batte Montello 1-0 e Vittorio Veneto Spinea 0-0. In promozione, girone D, la capolista Opitergina vincente a Fossalta per 1-0, distacca di 4 punti il 90, vincente sabato nell'anticipo contro il Conegliano di Vanni Moscon. Perde invece il Treviso di Bellotto contro l'Ambrosiana Trebaseleghe, sconfitta 1-0 il Treviso che adesso dopo una vittoria e un pareggio della gestione Bellotto assaggia anche la sconfitta, ma soprattutto è un Treviso che scende ancora ed è al quarto posto. Per la Coppa, attenzione, quarti di finale in gara unica mercoledì dopodomani tra Scardovari e Conegliano. In prima categoria, ottavi di finale, gara unica sempre dopodomani Santa Lucia Susegana Ponte Crepaldo e Alpago Refrontolo. Per andare verso la chiusura e allora basket in Serie A2 femminile, il Ponzano in trasferta contro il San Giorgio, penultimo della classe, vince per 85-61, grande prestazione ancora della croata Đorđić. Sabato in casa si gioca contro il Sarcedo. In Serie B maschile la Ruker Sambe, di cui vi potete rivedere la partita sui nostri canali Facebook e YouTube, www.venetoglobe.com, continua a vincere, ottava vittoria su 8 partite. Sentiamo il coach Marco Mian. Coach Mian, un'altra grande sudata per te, per tutto il pubblico, ma un'altra vittoria. Ormai non sappiamo più cosa dire di questi ragazzi. Tu invece cosa ci vuoi dire di questa partita sofferta, sempre condotta, ma mai uccisa fino agli ultimi minuti? Ma devo fare veramente i complimenti alla squadra. Lecco non era un avversario facile, anzi, semplicemente perché tutte le partite che ha fatto, quando ha preso dei gap, hanno i talenti con gli esterni per ricolmare subito questo gap. È successo, però siamo stati bravi perché siamo stati lì con la testa. Quando sono arrivati a -6, da -14 all'intervallo, siamo usciti col giusto piglio, abbiamo rimesso quel gap e poi l'abbiamo tenuto fino alla fine. Cioè, loro hanno degli esterni come Bloise, Mascherpa e Casini che possono creare e inventare ogni secondo anche tiri molto difficili. Quindi siamo stati bravi a togliere per gran parte della partita quelli che erano i loro rifornimenti e il talento in campo aperto di questi giocatori qua, quindi un grande applauso alla squadra. Credo che questa sera il coach della Ruker può essere contento anche di come sono comportati sotto le planche i suoi giocatori. All'inizio della stagione, mi ricordo le prime interviste, una delle cose su cui volevi lavorare era proprio il discorso dei rimbalzi. Stasera, a parte i rimbalzi, anche reattività, 2 canestri proprio presi, come dicono gli americani, del garbage e portati a casa, quindi credo che anche lì si stia vedendo il margine di miglioramento di questa squadra. Assolutamente sì, ripeto, è un gruppo giovane, è un gruppo che ogni allenamento, lo dico veramente col cuore, si impegnano a 1000. Giovedì hanno fatto un allenamento, secondo me, mi sono commosso, alla fine l'ho anche detto, per atteggiamento, per difesa. È inevitabile che poi acquisisci quella reattività che poi ti serve. Chiaro, stasera senza nulla togliere a Lecco, perché hanno dei lunghi che hanno capito il loro ruolo, non sono magari lunghi di Vigevano che hanno tonnellaggio, però sicuramente, come hai detto te, sono stati molto reattivi sui rimbalzi, che inizio campionato era una nota dolente. Voglio continuare a lavorarci perché mi fido poco, ancora la strada è lunga, però siamo nella buona strada.
Siamo sulla buona strada, Marco Mian, 8 su 8, insomma Rucker davanti a tutti con 16 punti, secondo il Bernareggio che ha vinto proprio sul campo della Virtus Padova per 88-74, è stato questo un po' la sorpresa della giornata perché c'è stato l'aggancio quindi al secondo posto di Bernareggio a Virtus Padova e sabato la Rucker, indovinate un po', giocherà proprio contro Bernareggio in campo esterno. È tutto per il momento, noi ci fermiamo qui, vi aspettiamo domani, ringrazio Luigi Silvestrell che in questa settimana mi ha pilotato e saluto il nuovo ritorno di Vincenzo Russo che dopo i cavalli ha preferito ritornare a venetoglobe.com. Buona giornata!